È trascorso un anno dalla mareggiata del 2018. Rapallo ha reso omaggio a chi si è speso per la città e per il Golfo, annunciata la richiesta di un riconoscimento a livello nazionale. Quasi tutte le attività liguri colpite dalla mareggiata sono riuscite a riaprire, a dirlo la Confesercenti. Il report è positivo soprattutto nel Tigullio. Stamani inaugurata una nuova sede dell'associazione a Sestri Levante. Lavagna passa in consiglio il codice etico proposto dalla maggioranza. È più completo, dice il sindaco, ma protesta la minoranza. Bocciata anche la richiesta dell'opposizione di riduzione degli indennizi. È lo spirito il protagonista della missione, lo ha ricordato il Papa all'udienza generale. Al termine la preghiera per il popolo iracheno. La notte dei santi guidata dai ragazzi della pastorale giovanile di Modena. La proposta è rivolta a tutti i giovani della diocesi. Domani sera animazione e preghiera tra le due baie di Sestri Levante. 14 comunità insieme per iniziare l'anno pastorale. In Valle Sturla si è svolta una giornata interparrocchiale. Presenti i fedeli di Mezzanego e Borzonasca per consolidare il cammino di comunione. Sport, torna alla vittoria la Virtus Entella, al Comunale un gol di Poli, sigla la vittoria con il Cosenza e regala 3 punti ai biancocelesti. Buonasera e bentornati al nostro telegiornale. In apertura torniamo alla mareggiata che colpì il nostro territorio esattamente un anno fa. Rapallo ha reso omaggio agli enti, alle istituzioni, alle forze dell'ordine e ai dipendenti comunali che la notte della mareggiata, ma anche nei mesi a seguire, si sono spesi per salvare vite umane e per far sì che la città e l'intero Golfo potessero ripartire. La serata si è svolta all'Auditorium delle Clarisse e c'eravamo anche noi. Si ricorda la prima telefonata? Assolutamente, erano le 16:40, è un orario che rimane impresso nella mia memoria perché mi viene indicato la caduta della diga e di là parte tutta una giornata, partono mesi di lavoro intenso insieme a questi ragazzi che sono diventati poi Simone, Giuseppe. Il 30 ottobre ci siamo rimboccati le maniche affinché la città ritornasse alla sua normalità. Le problematiche maggiori sono state capire che tipo di intervento c'era da fare, perché inizialmente non si sapeva bene come si poteva portare a termine questo intervento, perché andare in mare con quelle condizioni lì, senza l'ausilio di una barca, presto abbiamo preso un gommone di fortuna, siamo partiti e è andata bene così. E quando ho ricevuto la chiamata del collega Orlando abbiamo subito attivato tutti i canali ufficiali per poter allestire quella che poi si è rivelata una squadra di intervento con tutte le forze dell'ordine di polizia molto efficace. Fa piacere una serata come questa? Fa piacere perché fa sentire orgogliosi di essere servitori dello Stato e soprattutto fa sentire orgogliosi di avere degli amici e dei colleghi che nel momento di bisogno non ti lasciano soli e soprattutto i cittadini non si devono sentire solo perché lo Stato quando c'è risponde bene, tutti insieme rispondiamo sempre bene all'appello. E oltre a non essere abituati a stare qui sul palco, forse l'emozione più forte era proprio ricordare e rivedere quei luoghi e quelle serate. Io ricordo proprio nelle fasi della notte c'erano molti ristoratori sul lungomare che si preoccupavano se noi avevamo tutto il necessario, se dovevamo bere qualcosa, ecco, c'erano proprio vicini loro, nonostante avessero avuto tutto distrutto. E successivamente abbiamo visto, ecco, dalle persone più giovani e meno giovani, ma tutte darsi da fare, veramente pensare al bene comune. E forse è la cosa che mi ha fatto capire che il nostro lavoro è il più bello del mondo, perché è proprio supportato da tante persone. La cosa che rimarrà sempre, almeno nel cuore, è questo appunto di questa unione con tutti i nostri colleghi, che ci siamo conosciuti molto bene. Abbiamo conosciuto innanzitutto anche gli uomini che stanno dentro alle divise. Nel corso della premiazione il sindaco Carlo Bagnasco ha annunciato di aver richiesto anche un riconoscimento nazionale per tutti coloro che quella notte si sono spesi per aiutare. Sentiamo. Si è visto un gioco di squadra questa sera? Io ho sempre puntato sulla squadra, sempre sulla mia squadra e sul Tigullio. Una risposta straordinaria dopo un anno, dopo solamente un anno di avere una città, un golfo, parlo per Santa Margherita, per Portofino, completamente riqualificato al 90%.
per degli enti pubblici è molto difficile. Pensate che un sindaco tradizionale normale per rifare un marciapiede ci mette 1 anno e mezzo di autorizzazioni per capire quello che abbiamo fatto, non perché avevamo dei super sindaci, ma solamente perché, come diceva lei, ha funzionato la squadra, ha funzionato il team, ha funzionato la Regione Liguria, una forte determinazione e l'affetto che è un ingrediente che ti dà veramente quella forza di andare avanti. La Rapallo mi è stata vicina proprio con l'amicizia, non c'entrava la politica, non ci interessava niente, ci interessava solamente riuscire a ripartire senza polemiche, con tutti i cittadini vicini ce l'abbiamo fatta. E proprio questa sera mi telefonava una persona che era di quelle un pochino più pessimiste, che mi diceva ho perso tutto, mi dice non mi sembra vero, ma siamo ritornati alla normalità. Stasera mi sembra un giusto riconoscimento alle forze dell'ordine, ai volontari, ai dipendenti, insomma c'è stato un grazie veramente grande. C'è stato un grazie grande con una richiesta da parte mia per un'onorificenza dal punto di vista nazionale, se ne occuperanno i nostri onorevoli di riferimento e non solo, me ne occuperò io anch'io personalmente perché io ero lì, io li ho visti lavorare, quindi volevo dare quel contributo alle persone veramente attive quella notte. Quella notte c'era il sindaco, c'era il maresciallo, c'erano queste persone che magari sono state anche loro frutto di un grossissimo contributo e magari, chi lo sa, potrebbero essere state loro a aver salvato la vita della gente. Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Santa Margherita Ligure, oggi sono state consegnate all'ATI, che si è aggiudicata i lavori, le aree di cantiere per la ricostruzione e la messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure. Un'opera pubblica da 15 milioni di euro da realizzare in 2 anni e in 2 tranche. Quella partita oggi, vedete le foto, è la prima e prevede il rinforzo della diga e la ricostruzione del pennello terminale. La maggior parte degli operatori colpiti dalla mareggiata è riuscita a far ripartire la propria attività. A dirlo Confesercenti, abbiamo intervistato il coordinatore del Tigullio, Enrico Castagnone, a margine dell'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Assesti Levante questa mattina. Lo ascoltiamo. Ad un anno dalla mareggiata, qual è il report di Confesercenti per quanto riguarda le imprese che sono state colpite dall'evento? Diciamo chiaramente che più che il report di Confesercenti è un report a livello regionale. Diciamo che sono stati stanziati da parte dello Stato qualcosa come 102 milioni di euro per i danni della mareggiata in tutto il territorio ligure, dei quali 73 milioni e spiccioli sono destinati alle piccole e medie imprese, balneari e liberi professionisti, quindi questo è già un vantaggio. La cosa che devo dire e che è importante è che tutti, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, che comunque in questo caso si sono adoperate insieme per poter far avere risarcimenti, modelli AE, tutto quanto, tutti gli operatori del settore si sono ripresi completamente e hanno ripreso l'attività, quindi a distanza di un anno, con le proprie forze, con mutui personali, con prestiti, con finanziamenti fatti sulle proprie gambe, sono riusciti a rialzarsi e la stagione è ripartita. Un ringraziamento particolare va al fatto che siano stati tolti i canoni demaniali per gli stabilimenti balneari fino a 5 anni, quindi questo ha dato una grossa mano perché sicuramente pur essendosi autotassati per riaprire l'attività, avendo questo onere in meno da pagare sicuramente è stato un vantaggio grosso. Comunque questi soldi sono arrivati adesso con tutte chiaramente le lungaggini burocratiche del nostro bel paese, riusciranno comunque a avere chi ha fatto domanda nei tempi giusti e nei modi, e sono quasi tutti, riuscirà a avere il suo risarcimento. E veniamo così al taglio del nastro della nuova sede della Confesercenti Tigullio nei locali di via Fico a Sestri Levante. A disposizione spazi per gli uffici e una rinnovata aula corsi per garantire i servizi di consulenza e formazione agli associati. Vediamo. Perché avete deciso di investire sul Tigullio o su Sestri Levante? Perché per noi il Tigullio tra l'altro è fondamentale da sempre, per Confesercenti questo è un punto importantissimo. L'associazione di categoria deve dare delle risposte alle imprese, deve aiutare, deve dare una mano in questo momento difficile dove il commercio vive momenti di grande difficoltà. Con le nostre società di servizi abbiamo deciso di creare una sinergia per dare sempre più risposte alle imprese e per dare soluzioni in questi momenti difficili, nel momento di fare commercio. Le imprese
hanno bisogno di aiuto e di risposte. Ecco, un'azienda che arriva qui che cosa può chiedere e ottenere? Può chiedere tutto quello che ha bisogno per aprire, per andare avanti, può avere la possibilità di fare la contabilità, corsi di aggiornamento, corsi obbligatori come HCCP, come può essere quello per la sicurezza dei lavoratori. Siamo qua per dare tutte le risposte possibili per rimanere sul mercato. Per Sesti Levante qual è l'importanza di avere uno sportello di Confesercenti proprio nel cuore della città? Ha una grande importanza, soprattutto in questi momenti in cui a livello generale il commercio attraversa dei momenti di sofferenza. Avere uno sportello centrale organizzato come questo ci rende sicuramente più forti. E poi devo dire che con Confesercenti, così come con Ascom, c'è da anni una collaborazione fattiva che ha portato ad esempio recentemente ai risultati dell'intesa per la tutela del commercio nel centro storico e poco prima alla definizione dell'albo delle botteghe storiche, quindi davvero insieme abbiamo già raggiunto risultati concreti e oggi credo che sia un buon successo per loro ma per tutto il tessuto commerciale di Sesti Levante. Lo sportello sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, il martedì solamente al pomeriggio. Adesso andiamo a Lavagna, dove ieri sera si è svolto il Consiglio Comunale, accesa discussione su alcuni temi, in particolare su codice etico e indennizi. Facciamo il punto nel servizio. Il Comune di Lavagna si impegna ad adottare un codice etico, ossia quell'insieme di valori cui devono ispirarsi gli amministratori in un'ottica di trasparenza, buoni comportamenti e contrasto della corruzione. Ieri in Consiglio è passato l'ordine del giorno proposto dalla maggioranza. In realtà i gruppi di minoranza avevano a loro volta presentato una mozione, però respinta. L'opposizione avrebbe preferito venisse adottata la Carta di Pisa, con norme specifiche, come il vincolo per gli ex amministratori di non accettare incarichi per 3 anni presso soggetti privati beneficiari di decisioni pubbliche. Il sindaco Mangiante ha spiegato che la Carta di Pisa è stata adottata da soli 34 comuni italiani, mentre quello approvato è più completo. Ribattono le minoranze, il codice etico scelto da Lavagna è più blando e meno adeguato alla difficile situazione della città. Altro punto di contrasto in Consiglio è stata la richiesta di riduzione degli indennizi. Il sindaco ha spiegato che gli indennizi non impattano sul dissesto e non coinvolgono riequilibri in genere. Deluse le minoranze. Il piccolo fondo, che è nato dal rifiuto di ricevere i gettoni di presenza da parte di alcuni consiglieri, spiegano, poteva ampliarsi ed essere destinato ad un progetto a favore di giovani in difficoltà. Replica Mangiante, fare beneficenza è un fatto personale e ogni persona è giusto che si confronti con l'ente da cui riceve retribuzioni. Approvata poi in maniera unanime una mozione della minoranza con cui si esprime solidarietà al popolo curdo. Il testo è stato emendato dalla maggioranza, che ha voluto allargare il manifesto pacifista a tutti i popoli in difficoltà, così da non fare discriminazione tra guerra e guerra. Il documento votato va pertanto contro ogni tipo di conflitto, dittatura e oppressione. Discusso infine anche il regolamento comunale per la tutela degli animali. Via libera al testo con qualche modifica, sarà presentato alla città giovedì mattina. ANAS ha affidato lavori di manutenzione delle strade statali liguri per 5 milioni di euro. Il gruppo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'esito della gara d'appalto. Ad aggiudicarsi l'intervento il raggruppamento temporaneo di imprese New Group Infrastrutture SRL Viola Costruzioni di Nichelino in provincia di Torino. L'appalto riguarda il risanamento della pavimentazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Ora siamo all'informazione religiosa. Il Papa questa mattina in udienza generale si è soffermato sul racconto dell'arrivo di Paolo e Sila in Macedonia. In questo testo, ha spiegato, si vede come lo Spirito Santo sia il protagonista della missione della Chiesa. Al termine Francesco ha ricordato la solennità di tutti i santi e la commemorazione dei fedeli defunti, invitando in questi giorni a volgere lo sguardo al cielo, meta del nostro pellegrinaggio terreno. La sintesi della Radio Vaticana. Catene che si spezzano, il cuore che si apre ad una gioia mai provata e che accoglie Cristo e quelli che sono di Cristo. È il tocco dello Spirito Santo, il protagonista, dice il Papa, della missione della Chiesa, che agisce per mezzo dell'evangelizzatore. Ad ispirare la catechesi di Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro, il brano degli Atti degli Apostoli nel quale si racconta l'arrivo di Paolo e Sila in Macedonia, un paese visitato dal pontefice che lo ha accolto con tanto calore e fede. È proprio in Macedonia, afferma Francesco, che inizia il processo di inculturazione in Europa e che dura ancora oggi. Lo Spirito Santo sta facendo la missione dall'inizio, da Pentecoste in più. È lui il protagonista della missione e ci porta avanti. Ci vuole essere fedele alla vocazione
che lo Spirito ci muove a fare per portare il Vangelo. Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo un cuore aperto, sensibile a Dio e ospedale verso i fratelli, come quello di Lidia, e una fede audace, come quella di Paolo e Silla, e anche una apertura di cuore, come quella del carceriere che si lascia toccare dallo Spirito Santo. Rivolgendosi ai pellegrini polacchi, il Papa ha ricordato l'imminenza della solennità di tutti i santi e la memoria dei fedeli defunti. Citando San Giovanni Paolo II, Francesco ha sottolineato che questi giorni ci invitano a volgere lo sguardo al cielo con la speranza che scaturisce dalla risurrezione di Gesù. E veniamo in diocesi. La pastorale giovanile di Chiavari propone a tutti i ragazzi del territorio un modo alternativo per trascorrere la serata del 31 ottobre. Si svolgerà a Sestri Levante con fulcro nella Basilica di Santa Maria di Nazareth e sarà animato da un gruppo di ragazzi della diocesi di Modena. Sentiamo. Per la notte del 31 ottobre la pastorale giovanile propone un'idea alternativa per trascorrere quella che è stata definita la notte dei santi. In che modo? Sì, è un'iniziativa che nasce dalla diocesi di Modena e scende sul nostro territorio. Saremo a Sestri Levante la sera del 31, dalle 8:30 in poi, un momento di preghiera itinerante tra la Baia delle Favole, la chiesa di Santa Maria di Nazareth e la Baia del Silenzio, per pregare i santi in questa vigilia della solennità insieme ai giovani. È un'occasione davvero significativa per poter mettere la nostra vita di fronte a chi ha scelto davvero la parola di Gesù. Sarà un momento di preghiera ma anche un momento animato tra le due baie di Sestri Levante. Come si svolgerà la serata? Sì, la serata è curata appunto dalla pastorale giovanile di Modena, che proporrà un itinerario di preghiera snodando tra la suggestione dei luoghi e i richiami anche dei nomi, per cui il silenzio, la fiaba, il sì di Maria, guidati dal vescovo Erio di Modena, che all'inizio sarà anche salutato dal nostro vescovo. Poi il giorno di tutti i santi questo gruppo di giovani modenesi rimarrà qua in diocesi, con quale programma? Sì, dopo aver pernottato al villaggio del ragazzo, il 1° novembre al mattino faranno la messa nella Basilica dei Fieschi, poi in pullman raggiungeranno Rapallo, prenderanno il battello e faranno un giro nel nostro Tigullio tra Santa Margherita e Portofino, poi al rientro faranno una preghiera conclusiva nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, dove tra l'altro è stato parroco Monsignor Cesare Boccolleri, che poi è diventato vescovo di Modena. I fedeli della Valle Sturla hanno iniziato l'anno pastorale insieme con una giornata di convivenza ed un momento di dialogo sul tema dell'essere parte della parrocchia. A questo momento hanno partecipato le comunità dell'ambito di Mezzanego e Borzonasca. Sentiamo. La moltitudine dei fedeli era un cuor solo e un'anima sola. È scaturita dalla citazione degli Atti degli Apostoli la riflessione che Monsignor Mario Rollando ha proposto ai fedeli delle parrocchie della Valle Sturla, riuniti a Belpiano per iniziare insieme l'anno pastorale. Come i due versanti di una vallata siamo vicini e diversi, ha sottolineato il sacerdote, ma occorre ricordare che quello dell'unità è un cammino in cordata, non una marcia militare, e che non c'è un passo giusto per compierlo. In valle questo percorso è iniziato in maniera più strutturata già da qualche anno. In continuità col lavoro dei tavoli, quindi una chiesa in cammino verso gli altri, cioè il non essere più dentro, chiuso nella nostra chiesa, nel nostro comfort, ma un'apertura verso gli altri. La vastità, un po' la disgregazione di questo territorio così porta al non comunicare, cioè nel senso magari siamo vicini però non sappiamo che cosa fa uno nell'altro. C'è un po' questa cosa e invece ci stiamo ritrovando che alla fine forse abbiamo tutti delle potenzialità appunto che messe insieme possono dare dei buoni frutti. Facciamo la lezione divina a Borzone con Padre Attilio, poi abbiamo il catechismo che per ognuno poi fa da solo, però abbiamo anche il gruppo giovani che quello invece è interparrocchiale.
poi la catechesi per adulti e poi faremo degli incontri in avvento, in quaresima. Un passo nuovo nel cammino di comunione è quello che compie una chiesa che esce. A Bolzonasca nascerà un centro dove si potranno incontrare le persone che vogliono un po' collaborare con le varie cose che ci sono già e creare qualcosa di nuovo. Ecco. L'obiettivo è anche quello di estendere all'intero ambito attività di carità che a livello diocesano sono già attive e operanti. Abbiamo il guardaroba sociale a Borgonovo, che non è tanto conosciuto. Faremo un invito per chi volesse essere volontario a Casa Bruzzone. Il donarsi, lo spendersi per gli altri è una cosa che ti arricchisce al di là di tutto. Allora non è vero che ci sono tutti questi campanili? No, ci sono, però sono campanili quasi abbandonati. No, però insomma, adesso si cerca di fare, ad esempio, molti incontri li facciamo una volta lo facciamo a Bolzonasco, una volta a Bolzone, una volta a Borgonovo, si cerca anche di andare e vedo che qualcuno magari anche non che di frequente partecipa alla vita parrocchiale e in questi incontri magari si ci trova, ecco. Un gesto simbolico di riappacificazione tra le fazioni di italiani che si diedero battaglia nelle ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Questo è stato l'invito dei parenti di Napoleone Cummerlin a deporre un mazzo di fiori nel luogo dell'agguato dove morì 75 anni fa, a San Colombano Certenoli. Il capitano degli Alpini fu ucciso dai partigiani il 29 ottobre 1944. Delitto che portò alla celebre ritorsione conosciuta come eccidio di San Colombano. Il giorno dopo, infatti, il 30 ottobre, 8 partigiani furono presi dal carcere di Chiavari e uccisi nella frazione di Pedagna. Dunque ieri, nella stessa località, alcuni parenti ed ex commilitoni di Cummerlin si sono riuniti per ricordare questi due eventi tragici. È il momento degli appuntamenti per la giornata di domani. Sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in programma per giovedì 31 ottobre. Apertura alle visite del Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta dalle 9 alle 14. Su prenotazione si può richiedere un servizio didattico gratuito. Apre alle visite anche il Museo del Merletto di Villa Tigulia Rapallo dalle 9:30 alle 12. A Palazzo Bianco di Genova, inaugurazione della mostra I capolavori di Bernardo Strozzi nei musei di Strada Nuova. L'inizio è alle 12. Interverrà l'assessore alle politiche culturali Barbara Grosso. Prosegue a Genova il 21° corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo, con l'incontro intitolato Trasformazioni urbane e benessere, l'ascolto dei bambini e degli adolescenti, dalle 15 alle 18 all'Albergo dei Poveri di Piazzale Brignole. Secondo appuntamento per il ciclo di lezioni organizzate dall'Associazione Italo-Britannica di Chiavari. Alle 17, alla Società Economica, il professor Massimo Bacigalupo terrà l'incontro The Vivantes of Siena and the New Yorker, a Literary Anglo-Italian Family. Come ogni giovedì si riunisce l'associazione regionale Club degli Alcolisti in Trattamento, che si occupa di fornire aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcol. Alle 20 al Centro Benedetto Acquarone di via Pio X. Siamo allo sport, calcio Serie B, è il momento di vedere la vittoria della Virtus Entella ieri sera al Comunale 1-0 contro il Cosenza. Sentiamo. Torna la vittoria l'Entella al Comunale, davanti a 1800 spettatori i biancocelesti battono 1-0 il Cosenza, non vinceva da metà settembre la formazione di Roberto Sboscaglia che questa sera ha squalificato, ha fatto guidare la sua formazione dal suo vice Giacomo Filippi. L'Entella subito arrembante fin nei primi minuti, la squadra biancoceleste ha avuto diverse occasioni nella prima frazione di gioco. Nel finale, quando la gara sembrava indirizzata sui binari del pareggio, calcio d'angolo di Schenetti, colpo di testa di Poli, un gol da 3 punti, un gol pesantissimo per l'ex capitano del Carpi che si prende così l'Entella e torna alla vittoria. Al Comunale Entella batte Cosenza 1-0. È andata bene perché abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto gol sul piazzato ed è una cosa fondamentale perché in questa categoria e nel calcio moderno i piazzati sono molto determinanti per gli equilibri di una gara. E poi vorrei sottolineare l'esordio di Bonini che ha fatto un'ottima prestazione, lo stesso Sernicola che non giocava da parecchio, Crialese che è un giocatore affidabilissimo, Settembrini è rientrato, Adorcian ha dato continuità alla buona gara di Ascoli, quindi Poli
ha confermato quello il giocatore che è di completa affidabilità, quindi siamo molto soddisfatti di quello che hanno fatto i ragazzi. L'importante era vincere, in più abbiamo fatto anche una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, sapevamo che loro erano una squadra molto tosta da affrontare e niente, alla fine siamo riusciti a fare gol e diciamo che quello è l'importante. Sono contentissimo, al di là del gol, che fa sempre piacere, per la vittoria, perché secondo me nelle ultime 6 partite dove non abbiamo vinto abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, perché fosse solo a Crotone non c'era stata una prestazione degna e anche ad Ascoli meritavamo di più e siamo tornati a casa con 0 punti. Quindi stasera ci siamo un po' rifatti e, come ti ho detto subito, il gol è un di più, fa sempre piacere, sono contento di averlo fatto e di aver dato alla squadra 3 punti. La partita Virtus Entella Cosenza sarà riproposta giovedì sera alle 23 su Telepace 1 e su Telepace HD, canali 15 e 515, venerdì 1 novembre alle 9, alle 15 e alle 20:30 su Telepace 3, canale 115. È iniziato l'anno sportivo per le atlete della società ginnastica Rapallo. Nel campionato di specialità Gold J1, Alice Olivieri si è laureata campionessa regionale sia al cerchio sia alle clavette. Chiara Franconeri, grazie a una seconda prova di altissimo livello, vinta con l'esercizio al cerchio, è diventata vice campionessa regionale nella categoria J2 e 3 proprio al cerchio ed è salita sul terzo gradino del podio con il nastro. Nel campionato individuale Gold categoria J1, Stefania Patrone è diventata campionessa regionale. La qualificazione per le fasi di zona tecnica viene quindi raggiunta da ben 5 ginnaste: Chiara Franconeri, Alice Olivieri, Matilde Morello, Sofia Rosa e Stefania Patrone. Concludiamo con una lieta notizia che riguarda 2 nostri collaboratori. Mirko Stilla, volontario del settore tecnico di Teleradio Pace, ha conseguito ieri la laurea triennale in ingegneria elettronica all'Università degli Studi di Genova. Mirko ha conseguito la votazione di 93 su 110 discutendo la tesi dal titolo Studio e applicazione della tecnologia RTK per l'atterraggio di precisione di droni multirotore. E anche Mattia Annovazzi, volontario e collaboratore di Telepace, ha conseguito la laurea triennale in ingegneria civile e ambientale all'Università di Genova. Ha ottenuto la votazione di 99 su 110 e ha discusso la tesi progetto della fognatura bianca e verifica delle condotte fognarie nere nella città di Chiavari. Ai dottori Stilla e Annovazzi vanno le congratulazioni da parte di tutto lo staff di Telepace. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio a seguire una nuova puntata di Missione Mondo. In questa puntata Don Siriaco e Bigirimana intervista 2 vescovi del Colombia che hanno partecipato al Sinodo sull'Amazzonia a Roma con Papa Francesco. Sono 2 vescovi missionari della Consolata che hanno fatto tappa nella struttura della Consolata di Cavi di Lavagna nei giorni scorsi. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata.